Mercoledì 6 settembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani bellunesi. Cominciamo con quella del Gazzettino, del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione, notizia in primo piano che riguarda la sanità bellunese, premi ai medici di base che prescrivono meno. L'accordo biennale tra USL e sindacati fissa obiettivi su esami e farmaci, bonus a chi non sfora, ambulatori in comodato per attrarre professionisti, corsi per usare l'ecografo. L'approfondimento di Dallanese a pagina 15. Scuola, partita la corsa alle supplenze, subito firmati 570 contratti, soltanto 15 rinunce agli incarichi lunghi, ora tocca alle singole scuole cercare personale. Valle del Mis, cantiere Enel per portare l'elettricità fino alla Soffia. A ottobre i lavori per il nuovo obiettivo, dotare di semafori le gallerie fino a Gosaldo. L'approfondimento di Dapoiana, pagina 23. Longarone, Safilo, accordo sulla cessione, nuovo corso da ottobre. Sindacati e regione soddisfatti, tutelati tutti i posti di lavoro e produzione. E la foto di copertina invece ci porta a Livinallongo del Col di Lana. Livinallongo si stringe attorno alla famiglia Crepaz, il PM cerca risposte su manovre e comunicazioni. Chiesa gremita ieri sera per il rosario dedicato a Massimo Crepaz, il tecnico di funivie e Rabba, morto lunedì mentre stava lavorando alla manutenzione della seggiovia Padon 1. Intanto sul tavolo della procura arriva il primo fascicolo redatto dai tecnici dello Spisal, ascoltati i testimoni per capire qualcosa di più sulle manovre effettuate dalla vittima e dal collega e sulle comunicazioni radio con chi ha riavviato l'impianto. L'approfondimento di Contento e Dallanese a pagina 26 e pagina 27. Le nostre storie, le storie del Corriere delle Alpi, Feltrino, le Dolomiti in sella col Tour de France, Neur alla partenza, l'approfondimento di Scottini a pagina 21. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda il futuro della scuola bellunese. Questo è il titolo a piena pagina. Nel 2026 un calo di 6.500 studenti. La provincia elabora i dati sulla popolazione scolastica. La crisi demografica colpisce anche le fasce più giovani. Inutili nuove strutture. La politica dei container decisa alla luce di una tendenza irreversibile nel breve periodo. Nei prossimi 4 anni si perderanno 6.500 scolasti, 6.500 studenti. Il dato emerge dall'ufficio statistica della provincia che ha confrontato i numeri dell'anno 2022 con le previsioni che arrivano sino al 2026. Nella fascia di età compresa fra i 3 e i 5 anni la popolazione bellunese perde 2.188 unità, nella banda 6-10 anni l'emorragia è ancora più forte, meno 3.156. Infine fra gli 11 e i 13 anni la contrazione è di 1.360. Un impoverimento figlio della crisi demografica condivisa con tutto il Veneto, che nelle 3 fasce di età nello stesso periodo 2022-2026 perde rispettivamente 47.352 unità dai 3 ai 5 anni, 70.178 dai 6 ai 10 anni e 35.361 dagli 11 ai 13 anni. L'approfondimento di Giovanni Santin a pagina 3. La foto di copertina invece ci porta a Roccapietore, un'avvocata per 5 giorni in un borgo disabitato. Svelata la peggior turista, pronta a questa esperienza, pronta a iniziare un'esperienza nuova, staremo a vedere. L'avvocata Giulia Bronzato è stata scelta tra 900 concorrenti al titolo di peggior turista. Starà per 5 giorni nel borgo disabitato di Bramezza. L'approfondimento di Fontanive a pagina 10. Longarone, Safilo, si cerca l'intesa anche fra i sindacati. Feltre, terreni e case dell'UST, asta deserta. Cesio, in 3 anni se ne sono andati 5 medici di base. E ancora trasporti, abbonamenti scolastici, tornano le code, studenti in fila anche per più di un'ora. Per quanto riguarda invece lo sport, rugby, il Feltre è in aste di partenza, Patron a Spodello suona la carica ma con i piedi per terra. L'evento Belluno Kids da record a 3.000 baby spettatori. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 4. E ancora sport, Cortina. Il Bob Club compie 75 anni, a Fiames si prepara la festa, tutto pronto per il prestigioso traguardo che il sodalizio ampezzano si appresta a doppiare. L'evento è in programma sabato 16 a Fiames, l'approfondimento di Dibona a pagina 10.
Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno, addentriamoci al suo interno, poi proseguiremo con l'edizione del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano, lo avete sentito, è la riduzione drastica degli studenti bellunesi, conseguenza dello spopolamento del nostro territorio. Siamo a pagina 2, scuola, luci, ombre, rivoluzione e tagli, decideremo noi il nostro destino. Sindaci al lavoro per progettare le linee del ridimensionamento scolastico. Ieri i primi cittadini in assemblea in provincia, nasce il gruppo di lavoro. Il programma è per il 2020, per il 2024-2025, quando scatterà la revisione della rete regionale. L'attuale geografia è frutto della riforma del 1999, ma lo spopolamento impone di ripensarla. E a proposito di scuole, pochi prestiti, solo 2 immissioni, l'unica soluzione saranno le fusioni. L'ipotesi è unire il Calvi e l'Alberghiero Dolomier, poi 2 istituti a Cortina. Rivoluzione della geografia scolastica provinciale, tanto che ciò che potrebbe scaturire da qui a poche settimane potrebbe modificare l'assetto degli istituti con un cambiamento epocale come accadde nel 1999. A finire al centro della trasformazione sarebbero i vertici, cioè le presidenze e le dirigenze dei servizi generali e amministrativi. Vediamo appunto in questo scatto il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, con i sindaci al lavoro per la scuola. E a proposito di scuola, ecco i numeri neri, banchi vuoti nel 2026, numeri davvero drammatici, 6.500 scolari in meno. Le proiezioni dell'ufficio statistica della provincia mostrano il crollo, l'emorragia più forte nella fascia di età tra i 6 e i 10 anni. Si perderanno 3.156 bambini ed ecco in questo grafico la situazione prevista in questi prossimi 2 anni. Le fasce sono 3, dai 3 ai 5 anni, dai 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 13 anni. Come si può vedere, la fascia più colpita è quella dai 6 ai 10 anni. Le previsioni per il 2024 sono di un meno 28 e 20%, del 2025 di un meno 30 e 30% e nel 2026 di un meno 32 e 60%. Anche in questo caso però la fascia alta è quella dai 3 ai 5 anni con un meno 37%, ma il numero dei bambini sono più bassi e anche comunque quella dagli 11 ai 13 anni con un meno 22 e 60%. Si passerà quindi dai 3 ai 5 anni da 148.590 del 2022 a 101.000, dai 6 ai 10 anni dai 254.730 del 2022 ai 184.552 nel 2026 e infine dagli 11 ai 13 anni dai 160.744 nel 2026 saranno calati a 125.383. L'allarme del sindacato CISL, 263 nuovi prof a ruolo e 800 supplenti annuali. Così non va. Ma comunque si parla di scuola. Col prossimo anno scolastico 2023-2024, campanella per 21.312 alunni, continua ancora il calo inesorabile. Al 13 settembre si conterà un calo di 364 iscritti, cifra preoccupante ma in miglioramento rispetto al passato. Prenotarsi online ora è impossibile, ancora code per l'abbonamento, anche ieri file alla biglietteria Dolomiti Bus e attese di un'ora sul web. La prima data disponibile è dopo l'inizio della scuola. In quota il vescovo al Settimo Alpini per il ricordo dei soci CAI caduti in montagna e ancora un bilancio in questo caso positivo, Belluno Kids, record di 3.000 baby spettatori e tanti bis. Capoluogo bellunese, passaggi pedonali rialzati, così più sicuri, lunga lista di vie e piazze dove verrà effettuato l'intervento per proteggere i pedoni e assicurare il rispetto dei limiti. La Giunta ha varato il piano delle opere fondamentali nelle zone protette della città a 30 km orari. 2 milioni di euro per la sanità di montagna, la fetta più grossa per l'ospedale di Lamon, per poi finanziamenti anche per nuovi macchinari a Belluno come la Super TAC. Questa è la notizia che arriva dall'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin. E ancora il saluto, nuovo comandante al Settimo Alpini, il colonnello Andrea Francesco Schifeo. Ieri l'incontro con il sindaco dei Pellegrini a Palazzo Rosso. Passiamo a Feltre, case e terreni dell'USL all'asta, nessuno li vuole, bando bis. L'azienda sanitaria deve riprovarci, in vendita beni per circa 400.000 euro. Non è stato possibile alienare nemmeno la casina modesta di Foene a 33.000 euro. Notizia di spalle, sempre da Feltre, Alpini al lavoro per il recupero della fontana. Il manufatto era presente a Farra ancora nell'800.
E sempre da Feltre, nuova fiction girata in città, si cercano comparse. La città di Feltre diventerà il set di una serie televisiva ad ambientazione storica dal titolo provvisorio PDN, prodotta da Willside SRL, diretta da Daniele Lucchetti e Vaglia Santella. Ancora top secret la trama di questa serie televisiva. Ancora dal Feltrino, Cesio Maggiore, 5 medici in 3 anni non restano. L'USL ha provato in tutti i modi a trattenere il dottor Penzo, che però ha rassegnato le dimissioni e il 14 ottobre se ne va. Ora si cerca il sesto professionista, ma non sarà facile trovarlo. Nel frattempo l'azienda sanitaria valuta l'infermiere di famiglia. Fonzaso, fiumi sotto la lente degli studenti, le analisi saranno rese pubbliche. E continuiamo con pagina 8, Safilo, ora unità sindacale nel mirino. Ieri in regione la firma dell'accordo per il riassorbimento dei lavoratori tra Telios e Innovatec con la CGIL alla finestra, ma la CISL tende la mano, quello della responsabilità deve restare il pilastro della nostra compattezza interna. Ponte nelle Alpi, contributo alla scuola dell'infanzia, dallo Stato arrivano 15.000 euro. E adesso un approfondimento del Gazzettino di Belluno in merito alla tragedia sul lavoro avvenuta lunedì scorso nel comune di Livinallongo del Col di Lana. Siamo a pagina 9, mano generoso fino alla fine. Saranno donati gli organi di Massimo Crepaz, il 57enne di Arabba che ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Ancora nessun indagato, attesa per la redazione dello Spisal, il PM Marcon potrebbe disporre l'autopsia, poi il funerale. Arabba si è risvegliata come stordita il giorno dopo la tragedia in cui ha perso la vita Massimo Crepaz, il 57enne vittima di un incidente sul lavoro mentre stava eseguendo un intervento di manutenzione sul pilone numero 13 della seggiovia che sta alla Rifugio Padon. Il dolore era visibile nei volti delle persone al bar e nei negozi, parole sussurrate con gli occhi bassi e quel senso di ineluttabilità che gela gli animi. L'indagine sul fronte legale non ci sono ancora iscritti nel registro degli indagati. La Procura di Belluno aveva aperto già nell'immediatezza della tragedia un modello 45, il fascicolo con atti non costituenti notizie di reato. L'inchiesta è stata affidata al sostituto Simone Marcon, che dovrà decidere se procedere con l'autopsia o se sarà sufficiente l'esame cadaverico esterno. I passi successivi sono legati alla relazione che in queste ore lo Spisal sta redigendo dopo aver ricostruito la successione dei fatti culminati con la morte di Crepaz. Non è escluso che lo stesso Marcon possa chiedere un'ulteriore perizia proprio per far luce su quegli istanti che hanno preceduto la tragedia, da una sommaria ricostruzione che però deve ancora essere confermata. Pare che l'uomo esperto ed anni dipendente della società che gestisce l'impianto, la Arabba Funivie, stesse eseguendo una serie di interventi di manutenzione nella parte alta della seggiovia appeso a un cestello metallico ancorato alla fune portante. A un certo punto però, erano circa le 10:30 di lunedì, qualcosa è andato storto, il fermo potrebbe essersi sbloccato facendo scivolare a valle il carrello con dentro Massimo Crepaz. A quel punto l'impatto con la ruliera del primo pilone che il cestello senza controllo ha incontrato nella sua folle corsa all'indietro verso valle sarebbe stato devastante. Altra notizia che troviamo in questa pagina del Gazzettino di Belluno: Auronzo, ultima ricetta, Zanella lascia ma farà da chioccia ai giovani. Altra notizia che riguarda la sanità in montagna. Valle del Boite, rifiuti, primo bilancio del nuovo corso, la differenziata vola. E adesso passiamo in Agordino, da Roccapietore, da bordo piscina con il cocktail a una baita nel borgo disabitato. Inizia a Rechange Nature, l'avvocato Giulia Bronzato deve rinunciare agli agi della vacanza tradizionale, sarà seguita da una troupe della RAI, sono emozionata, per me è un'esperienza tutta nuova. Il vicino, in quelle case l'unico residente è Costante Rossi, che vediamo in questo scatto. E ancora da Cortina, il Bob Club compie 75 anni, tutto pronto per la festa del 16 di settembre. Questa dunque è la prima pagina delle notizie trovate nell'edizione di oggi sul Gazzettino di Belluno. Passiamo invece adesso al Corriere delle Alpi, direttamente alle notizie riferite alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 15, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Bonus a chi contiene esami e farmaci, patto biennale tra USL e medici di base. Fissati gli obiettivi per diagnostica, medicinali, screening e vaccinazioni, premi monetari per chi li rispetta. Previsto un corso per l'uso dell'ecografo, faremo noi gli esami di primo livello. Ambulatorio incomodato per attirare i camici bianchi, l'idea piace all'ordine, altro approfondimento a firma di Paola Dallanese.
Siamo a pagina 16, difesa idrogeologica, IVA ridotta, le richieste dell'Unione dell'Unione Nazionale delle Unioni Montane al governo, nel pacchetto anche un fondo di rotazione per le imprese che vogliono investire sulle terre alte. In questo scatto vediamo Marco Bussone e Degno Vigne di Uncem, rispettivamente presidenti di Unioni Montane Nazionale e della Regione e del Veneto. Pagina 17, supplenti siglati, 570 contratti, solo 15 hanno rinunciato, assegnati finora spezzoni orari sopra le 6 ore o cattedre intere da 18, gli altri posti saranno attribuiti dai singoli istituti con le proprie graduatorie. Abbonamenti web macchinosi, tornano le code alle biglietterie, notizia riferita ai genitori pronti a pagare l'abbonamento della Dolomiti Bus per l'anno scolastico 2023-2024. E ancora in merito alle scuole, i tagli alla scuola veronese non sono finiti, al varo un gruppo di lavoro per decidere il nodo del dimensionamento scolastico, la sollecitazione della provincia e le perplessità dei sindaci di montagna. Siamo a pagina 19 e continuiamo con le notizie che riguardano Feltre. A pagina 20, smaltimento acqua e il costo aumento di oltre 25.000 euro. Il Comune aggiorna le spese per l'incremento dei prezzi. L'intervento serve a evitare allagamenti a valle di via Cismon. Domani a Venezia la vetrina di Ca' Farsetti per la presentazione del Festival dell'Araldica e continuiamo con pagina 21, scoprire le Dolomiti al Tour de France, partiti i 400 ciclisti attesi sabato a Feltre. Isidoro De Bortoli di Red Race è l'edizione più dura, il portiere Neur presente al via come amico di Red Race. L'acqua è il filo conduttore per educare 400 studenti alla tutela dell'ambiente. Il progetto è diretto da Dolomiti Hub con il finanziamento di Cari Verona, coinvolti l'Istituto Canossiano e le scuole medie di Fonzaso e di Lamon, dell'Istituto Comprensivo di Fonzaso e Lamon. Pagina 22, annega nel lago di Busche, inutile corsa dei soccorritori, la vittima è una donna sulla 60 di anni residente a Cesio Maggiore, una testimone ha assistito alla caduta in acqua, accertamenti dei carabinieri. Tardo pomeriggio drammatico, quello di ieri al lago di Busche con una donna sulla 60 residente nel comune di Cesio Maggiore che è annegata, trascinata dalla forza delle acque nelle griglie di aspirazione della diga, una morte che i soccorritori hanno tentato di scongiurare in tutti i modi, purtroppo senza riuscirci. La caduta in acqua della vittima ha avuto per testimone una donna che a sua volta ha chiesto aiuto a un'altra persona che ha attivato la macchina dei soccorsi. Quello che non è del tutto chiaro è se si sia trattato di una caduta accidentale oppure se la donna abbia messo in atto un gesto autolesionista, un aspetto che dovrà essere chiarito dai carabinieri della stazione di Santa Giustina intervenuti sul posto e poi supportati da altri colleghi della compagnia di Feltre. Sovramonte prosegue il divieto di utilizzare l'acqua, c'è attesa per le analisi. Altre due notizie brevi dal Feltrino. Querovassa, disponibili gli orari del pulmino del MOM. Oggi a Seren del Grappa, alcune zone senza luce fino al pomeriggio. Passiamo in Valbelluna con pagina 23, Enel, Sospirolo, a ottobre i lavori per portare l'elettricità fino alla Sofia, prosegue il potenziamento dei servizi in Valle del Mis, Vigne, presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, poi semafori nelle gallerie fino a Gosaldo. Borgo Valbelluna, 90.000 euro dalla Giunta Cesa per sostenere i due comprensivi e sempre da Borgo Valbelluna c'è il via libera al restauro della parete sud della chiesa di Cesana e per chi si sta guardando da Facebook o YouTube uno scatto che rappresenta un particolare dell'affresco di San Cristoforo presente appunto nella chiesa di San Bernardo a Cesana dopo il restauro. Safilo, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al futuro dei dipendenti, l'accordo di cessione è stato firmato a ottobre e il subentro dei compratori, sindacati e regione, tutelati lavoratori e produzione, dipendenti, la nostra fabbrica non c'è più. Il nuovo direttore del commercio allo studio, la carta dal pago, sconti per i residenti nei negozi di prossimità. Ponte nelle Alpi, appuntamenti online negli uffici comunali, approfondimento dal sito diretto del comune di Ponte nelle Alpi. Siamo in Agordino, Rivamonte, mancano addetti, salta lo scuolabus, aperto un bando. In Agordino non ci sono ditte private che facciano servizio, il comune corre ai ripari, disposti a pagare la patente di Rocca Pietro e turismo sostenibile, la peggior turista a Recerge Nature, notizia di cui abbiamo dato spazio leggendo il Gazzettino di Belluno. Siamo invece in Val di Zoldo, 50 anni di campeggio estivo a Pralongo fra cucina, musica e l'abbraccio alla cuoca Ida.
Passiamo in Agordino sempre, rimaniamo in Agordino a Livinallongo, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio a un approfondimento riferito alla tragedia sulla seggiovia che è costata la vita a Massimo Crepaz. Sotto esame manovre e comunicazioni, sentiti i colleghi. Sul tavolo della procura la prima informativa dello Spisal, possibile una perizia tecnica sul web, il ricordo di Mamo. L'abbraccio del paese alla famiglia, già domani i funerali di Mamo, ieri sera chiesa gremita per il rosario, il parroco ricordatelo per le cose belle che ha fatto, pregate per Massimo e i suoi familiari, ricordatelo per tutte le cose belle che ha fatto, per la sua grande disponibilità. È un dolore che devasta l'anima, quello che riempie la chiesa dei Pieve di Livinallongo, dove la comunità si è riunita per ricordare Massimo Crepaz, un paese attonito, ancora incredulo per quello che è accaduto lunedì mattina sulla funivia Padon 1. Gli occhi vagano nel vuoto, pieni di domande che non possono trovare una risposta. La morte di un uomo buono come era Massimo Crepaz è stato un duro colpo per un paese dove ci si conosce tutti e dove ci si dà una mano quando serve. È successo anche ieri. La folla silenziosa che si è riunita in chiesa testimonia quanto una comunità sappia unirsi nel momento del dolore. Sempre in merito alla tragedia, pagina 27, nessun ispettore del lavoro per i cantieri delle funivie. Gianfranco Albertin, referente dello Spisal, spiega l'attività del servizio di prevenzione. Ci muoviamo nei settori individuati dalla Regione. Gli impianti di risalita non sono previsti. La società Funivia Rabba si chiude nel silenzio, impianti attivi con la morte nel cuore. Neppure sui social si ricorda lo storico dipendente. Il PD Veneto torna a chiedere una commissione consigliare per la sicurezza sul lavoro. Preferiamo non dire nulla. Il muro di silenzio è stato alzato dalla società Funivia Rabba intorno all'infortunio mortale sul lavoro occorso a Massimo Crepaz lunedì mattina. Uffici aperti, così come gli impianti gestiti nell'area Padon-Marmolada. Gli addetti della società sono con la morte nel cuore, ma pubblicamente non esce una parola di cordoglio neppure sui social della società. Niente, neanche un piccolo omaggio per uno storico dipendente deceduto in un infortunio gravissimo. Una chiusura totale verso l'esterno, benché non sarà sicuramente mancata la vicinanza privata alla famiglia del tecnico colpita da un evento così doloroso. Continuano invece le denunce dei sindacati che valuteranno eventuali iniziative unitarie. Si unisce il cordoglio del gruppo consigliare regionale del PD che invoca un'attenzione quotidiana e capillare per spezzare la scia di sangue sui luoghi di lavoro. Pagina 28, Cortina ha riaperto il Tre Croci, oggi il via al cantiere per costruire l'invaso. Sul posto il personale di Veneto Strade che sorveglia la frana 24 ore su 24. Ancora da Cortina, nuova pista da bob, sopralluogo olimpico della Webil Group. E continuiamo con pagina 23, Galvalux alle nozze d'oro con il Cadore, passione e legame con il territorio. Sabato si potrà visitare l'azienda Nebiu De Polo, vogliamo rimanere qui valorizzando i talenti dei nostri giovani. La cooperativa di Cortina piange Tiziana Torrieri, ieri un'ora di chiusura per ricordarla, se n'è andata in sordina, non ha voluto nemmeno si facesse il funerale, dopo l'ospedale la cremazione senza alcun rito. Aveva solo 51 anni Tiziana Torrieri di Longarone, in servizio da circa 15 anni alla cooperativa di Cortina, che ha voluto ricordarla ieri con un'ora di chiusura del negozio dalle 15 alle 16. Dalla rubrica Cultura e Società, migranti, l'Europa codarda e rumore assordante delle nostre coscienze. In concorso Green Border di Holland sui respingimenti tra Polonia e Bielorussia, la regista durissima, questo continente diventerà una fortezza per difendersi. Dalla rubrica Dallo Sport, Maccabruni, non pensavo di restare a Belluno, l'arrivo di Martinez sarà un ulteriore stimolo, si parla di pallavolo Serie A3. Pagina 35, Calcinoni, secondo italiano all'Ultra Trail du Mont Blanc. Il limanese ha chiuso la gara in 28 ore e 27 minuti. Tifo impressionante verso Courmayeur. Avevo anche pensato di ritirarmi. Hockey e patinaggio nella nuova SG Cadore. Hockey Serie B, il portiere Dalla Santa va a rinforzare il Feltre, sabato presentazione in Piazza Maggiore. Calcio di Serie D, Peigil, prima da ex in estate ho parlato con la Dolomiti ma volevo l'Adriese. Calcio di prima categoria, Fiori Barp, buoni segnali in Coppa Fauro, positivo avvio di stagione. Mondiali di basket, Stati Uniti troppo forte, l'Italia deve arrendersi, gli azzurri cedono di schianto nel match dei quarti di finale, finisce 100-63, restano le partite per il quinto posto. E infine le previsioni del tempo in Veneto per domani, cielo sereno, precipitazioni assenti.
È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. Appuntamento invece alle 15 con Qui ABM, non perdetevi via streaming l'intervista a Gelindo De Costa, fondatore della famiglia bellunese di Pinero Preto, venuto a trovarci proprio ieri qui a Belluno. È davvero tutto da parte di Edicola Belluno, a voi tutti un buon proseguimento di giornata.